Passa all'Assemblea regionale siciliana la legge sulla identità siciliana, 200 gli istituti che verranno coinvolti in tutta l'isola. Storia, lingua e letteratura siciliana saranno materie di studio nelle scuole dell'isola, 200 gli istituti aderenti al progetto, altri sono in lista restituendo identità alle proprie radici. La legge, votata all'Assemblea regionale siciliana nei giorni scorsi su proposta del parlamentare Cesare Nicola D'Agostino, dibattuta da 10 anni, prende vita e corpo di un immenso patrimonio culturale sottovalutato, a volte totalmente ignorato dagli storici nella scelta dei libri di testo scolastici tradizionali, uno scippo identitario che ha rigurgiti garibaldini di verità negate, se non addirittura clamorosamente calpestate. Ma la storia la scrivono i vincitori, i vinti la subiscono. Con questa legge, ampiamente votata all'Ars, docenti adeguatamente formati, libri e siti dedicati aiuteranno nel reperimento di notizie delle fonti, avviando un percorso di conoscenza e consapevolezza che interesserà le nuove generazioni, scrive il parlamentare Nicola D'Agostino, che da un decennio si batte per un riconoscimento dovuto e ignorato dai vari governi regionali che si sono succeduti nel tempo, negando verità storiche e percorsi di studio sulla storia e la lingua siciliana. In altre parole, l'identità di un popolo cui adesso verrà restituita la giusta dimensione attraverso la possibilità di integrare le materie tradizionali dei programmi di studio ministeriali con la nostra letteratura e la storia, che ha anche antiche tradizioni. A progetto hanno aderito 200 istituti siciliani, un primo passo verso una maggiore consapevolezza di ciò che la Sicilia e i siciliani hanno rappresentato e rappresentano in Italia e nel mondo. Prendendo spunto dalla riforma Gelmini, la riforma Gelmini consentiva liberamente a tutte le scuole italiane, quindi anche quelle siciliane, di poter innovare, personalizzare parte dell'attività curriculare, quindi le ore normali di scuola, personalizzandole. Sotto questo profilo l'idea fu quella appunto di dare un input politico da trasmettere ovviamente a tutto il sistema scolastico siciliano, di valorizzare appunto il patrimonio nostro linguistico, il patrimonio storico, il patrimonio letterario. Sostanzialmente all'interno dell'attività curriculare ogni scuola, ogni docente può liberamente introdurre lezioni, degli studi, degli approfondimenti legati alla storia della Sicilia, alla letteratura della Sicilia e ovviamente anche alla lingua siciliana. Ci siamo mossi nei primi anni dopo la legge con anche la formazione dei docenti, poi c'è stato il vuoto del governo Crocetta che questa legge ha lasciato nel dimenticatoio. Oggi il governo Musumeci e l'assessore Lagalla l'hanno ripescata e l'hanno strutturata. Negli ultimi 2 o 3 anni si è fatto un ottimo lavoro, ci sono adesso strutture e infrastrutture, comprese quelle informatiche, libri che si stanno stampando, docenti che vengono formate, centinaia di scuole che hanno aderito al progetto e che hanno proposto un riferimento e hanno cominciato a introdurre all'interno dei propri corsi di studio questi approfondimenti che credo ci aiuteranno a salvaguardare da un lato la nostra identità e a riscoprire con orgoglio quelli che sono i nostri valori e dall'altra parte probabilmente a leggere meglio nelle pagine di storia quello che è accaduto, perché come si sa la storia la scrivono i vincitori, noi con Garibaldi abbiamo perso e quindi ci raccontano la storia dal punto di vista dei garibaldini, non dal punto di vista degli sconfitti che furono i siciliani.